Eder. Mech. Pallister. Dopo alcuni giorni trascorsi in Austria per una breve pausa, Sebastiano Visintin è rientrato a Trieste e, nella mattinata di ieri, ha incontrato i suoi legali, Alice e Paolo Bevilacqua. L'incontro, che si è tenuto nel massimo riservo, ha avuto come obiettivo principale la definizione di una strategia difensiva in risposta alle recenti evoluzioni dell'inchiesta condotta dalla Procura di Trieste. Visintin, 72 anni, è infatti formalmente indagato per l'omicidio della moglie, Liliana Resinovic, il cui corpo senza vita fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, quasi un mese dopo la sua misteriosa scomparsa. I suoi avvocati stanno vagliando l'ipotesi di rafforzare il collegio difensivo con l'ingresso di nuovi consulenti tecnici. Tra le figure professionali al vaglio, vi sarebbe anche un esperto in informatica forense, una figura ritenuta cruciale alla luce delle indagini tecniche in corso, che includono l'analisi dei tabulati telefonici, dei dispositivi elettronici, computer e tablet, rinvenuti nell'abitazione di via Verrocchino, e di una serie di filmati ritenuti rilevanti dagli investigatori. Particolarmente attenzionati sono due nuclei di video. Da un lato le riprese delle telecamere di sorveglianza che, la mattina del 14 dicembre 2021, inquadrano Liliana mentre percorre via Damiano Chiesa, nel rione di San Giovanni, pochi minuti prima di sparire nel nulla. Dall'altro, i video girati da Sebastiano Visintin stesso grazie a una telecamera GoPro installata sulla sua bicicletta. Le immagini, registrate sempre la mattina del 14 dicembre, sono considerate dal 72enne come un elemento chiave per consolidare il proprio alibi e dimostrare la propria estraneità ai fatti. Nel frattempo, i legali Bevilacqua hanno già annunciato la prima mossa difensiva: l'impugnazione formale della perquisizione e del sequestro effettuati pochi giorni fa dagli investigatori nell'appartamento di Visintin. Durante l'operazione, la polizia ha prelevato numerosi oggetti, tra cui centinaia di coltelli e strumenti da taglio, ma anche alcuni indumenti, tra cui una maglia gialla e un paio di guanti arancioni, che l'uomo indossava proprio il giorno della scomparsa di Liliana. I legali hanno definito la perquisizione brutale e intendono contestarla in sede legale, anche per comprendere quali siano gli elementi di novità emersi nell'indagine che abbiano portato all'iscrizione di Visintin nel registro degli indagati. Dopo oltre 3 anni dall'inizio del caso, al momento non è stata ancora fissata una data per l'interrogatorio dell'indagato da parte del pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo. Tuttavia, negli ultimi giorni è già stata ascoltata in procura l'albergatrice di Venzone che ha riferito di un'accesa lite tra Sebastiano e Liliana, avvenuta un paio di mesi prima della scomparsa. La donna avrebbe anche fornito informazioni sul rapporto personale tra i due coniugi, lasciando intendere che non fosse affatto sereno. Al termine dell'interrogatorio, gli inquirenti le hanno chiesto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche, almeno per il momento. Anche Silvia Reidin, cugina di Liliana, ha manifestato la propria disponibilità a farsi ascoltare dagli inquirenti, mentre continua l'assedio mediatico attorno all'abitazione di Visintin, in via Verrocchio. Chiediamo riservo per poter lavorare con tranquillità sugli atti di indagine, ha dichiarato in merito l'avvocato Alice Bevilacqua, sottolineando la pressione costante da parte delle troupe televisive presenti sul posto. Parallelamente, si fa sentire anche la voce di Sergio Resinovic, fratello della vittima, che ha annunciato la sua intenzione di presentare un esposto formale all'ordine dei medici contro i primi 2 consulenti tecnici incaricati dalla procura per l'esame medico-legale sul corpo di Liliana. Secondo Resinovic, il primo accertamento fu costellato da errori, omissioni e gravi contaminazioni dei reperti, che avrebbero compromesso in maniera irrimediabile la possibilità di fare chiarezza sulla morte della sorella per oltre 3 anni. Queste negligenze, gravi e inescusabili, devono essere oggetto di una seria valutazione e censura da parte dell'ordine, affinché non si ripetano mai più, ha dichiarato con fermezza, nel contesto di un'inchiesta che continua a presentare zone d'ombra. Le prossime settimane saranno cruciali per delineare gli sviluppi di una vicenda complessa e ancora lontana da una verità definitiva.
E ora facciamo un profiling ipotetico dello scooterista, in assenza di identificazione certa. 1. Età e genere presunto. Apparentemente maschio adulto, tra i 30 e i 60 anni, in base alla postura e al tipo di scooter, dato da valutare con cautela dai video. 2. Comportamento osservabile. La ripetitività o la presenza ravvicinata in più frame potrebbe indicare un intento di sorveglianza o controllo. Se il movimento del soggetto è coerente con quello di Liliana, potremmo ipotizzare un'intenzionalità, pedinamento o monitoraggio. Se invece appare solo per pochi secondi e poi sparisce in direzione opposta, si tratterebbe di una coincidenza. 3. Tipologia di soggetto in caso di coinvolgimento. Se ipotizziamo che sia connesso ai fatti o che stia monitorando Liliana, possiamo ipotizzare profili come conoscente o familiare. Potrebbe avere motivazioni personali, come gelosia, controllo, senso di possesso. In questi casi si entra nel profilo dello stalker relazionale, individuo disturbato con interessi ossessivi, meno probabile senza precedenti, esecutore o complice. In casi orchestrati, potrebbe essere un intermediario, anche inconsapevole. 4. Motivazioni possibili, in caso di coinvolgimento. Controllo e sorveglianza, tipico nei femminicidi o nelle relazioni patologiche. Minaccia indiretta o atto intimidatorio. Monitoraggio pre-aggressione, nei casi di omicidi pianificati. Coinvolgimento accidentale o inconsapevole, testimone inconsapevole. Riflessione sul caso Resinovic. Nel contesto della morte di Liliana Resinovic, con tutte le ipotesi tra suicidio, occultamento del cadavere, omicidio relazionale, è fondamentale contestualizzare il comportamento dello scooterista all'interno della rete relazionale di Liliana e del suo stato psicologico nei giorni precedenti. È essenziale non escludere a priori piste come femminicidio di tipo relazionale e psicologico, con elementi di coercizione e controllo, presenza di comportamenti di sorveglianza o minaccia non fisica, che possono anticipare un epilogo drammatico. Profilo preliminare dello scooterista, ipotetico, non giudiziario. 1. Età e fase di vita, 59 anni. In una fase di consolidamento della carriera, con una posizione di responsabilità, capo del personale, presumibilmente dotato di competenze nella gestione dello stress e dei rapporti interpersonali, per via del contesto sanitario. 2. Professione e ambiente lavorativo. Lavorare all'interno dell'ex OPP, oggi riconvertito in servizi sanitari, comporta quotidianamente la gestione di dinamiche complesse, inclusi pazienti psichiatrici e personale sanitario, spesso in situazioni ad alta tensione. Questa esperienza può indicare un soggetto abituato all'osservazione comportamentale, con una certa capacità di autocontrollo, potenzialmente empatico, ma anche in grado di dissociare emotivamente per motivi professionali. 3. Comportamento nel caso Resinovic. Secondo quanto emerso dai filmati, viene associato visivamente alla presenza di Liliana Resinovic nei momenti precedenti alla scomparsa. Non risultano, almeno pubblicamente, interazioni dirette tra lui e Liliana. La sua presenza ripetuta o coincidente con il percorso della vittima potrebbe indicare una routine lavorativa o personale, oppure, in chiave criminologica, una condotta di sorveglianza o pedinamento. 4. Scenario ipotetico. Se fosse coinvolto. Se si ipotizzasse un coinvolgimento attivo nel caso, bisognerebbe valutare motivazione personale o relazionale. Aveva un legame con Liliana, precedenti incontri o scontri, profilo psicologico da controllo. Soggetti in ruoli gerarchici possono sviluppare, in rari casi, un bisogno di dominio anche fuori dal lavoro. Comportamento da watcher o osservatore silente, compatibile con personalità che cercano il controllo da lontano, senza interazioni dirette. Tipologia di profilo, ipotetica e non patologizzante. Potremmo trovarci, qualora emergessero elementi a supporto, davanti a soggetto con tratti narcisistici funzionali, tipici di posizioni direttive, possibile atteggiamento predatorio silenzioso, se la sua presenza fosse intenzionale e non casuale, capacità di mimetizzazione sociale elevata, tipica di profili socialmente inseriti ma potenzialmente ambigui in contesti privati.
Attenzione metodologica: questo profilo non attribuisce colpevolezza, ma propone linee d'indagine psicologica e comportamentale. Partendo dal principio del behavior reflects personality, il comportamento riflette la personalità. Solo l'analisi dei pattern ricorrenti e delle motivazioni sottostanti può condurre a una valutazione più concreta. Proviamo a delineare un profiling criminologico psicosociale alla squatterista, nato nel 1966, capo del personale infermieristico in ambito sanitario, ASL. In servizio in una zona sensibile e storicamente delicata come l'ex ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. 1. Profilo professionale e contesto socio-lavorativo: ricopre un ruolo di responsabilità e autorità. È capo del personale infermieristico, quindi si presuppone un buon livello di istruzione, capacità di gestione, leadership e relazioni interpersonali formali. Lavora in un ambiente strutturato ma anche emotivamente e psicologicamente impegnativo, dove si entra spesso in contatto con fragilità umane. L'area dell'ex OPP ha anche una forte connotazione simbolica a Trieste. Può attirare soggetti con interesse per il disagio, la marginalità, oppure in cerca di isolamento. Implicazioni per il profilo: persona abituata al controllo delle emozioni e all'analisi del comportamento altrui, potenzialmente capace di mascherare emozioni, mantenere un comportamento esteriore freddo o distaccato, se coinvolto in dinamiche anomale, pedinamenti, eccetera, potrebbe saper disinnescare sospetti, agendo con metodo e coerenza apparente. 2. Età e fase di vita: nato nel 1966, quindi ha circa da 58 a 59 anni. Fase di vita in cui l'identità personale è consolidata, ma possono emergere crisi di mezza età, disagio esistenziale o esigenze di controllo su ciò che sembra sfuggire, esempio relazioni, ex partner, situazioni lavorative in mutamento. 3. Possibili tratti psicologici e comportamentali, ipotetici, in chiave criminologica, basato sull'eventuale connessione con la sorveglianza di Liliana Resinovic, tratti ossessivi o di controllo. Se è stato realmente coinvolto nel monitorare Liliana, potremmo trovarci di fronte a un profilo con tratti ipercontrollanti, tipico in soggetti che non tollerano ambiguità o rifiuto, capacità di dissimulazione, figura professionale che può mascherare disagio e agire in modo calcolato, soprattutto se si tratta di sorveglianza o manipolazione sociale. Possibile legame emotivo diretto o indiretto con Liliana: la motivazione potrebbe nascere da una relazione passata o da una ossessione unilaterale. Conoscenza del territorio: data la sua collocazione lavorativa e residenziale, conosce bene le zone frequentate da Liliana, e questo renderebbe plausibile un'azione premeditata o ripetuta nel tempo. 4. Motivazioni possibili: in caso di coinvolgimento, relazione o coinvolgimento emotivo non corrisposto, la volontà di sorvegliare potrebbe nascere da un rifiuto, un allontanamento o una relazione non ufficiale. Coinvolgimento in dinamiche relazionali di terzi: potrebbe essere complice, o soggetto di supporto a qualcuno più vicino a Liliana, ipoteticamente. Controllo e potere: l'atto di pedinare può essere letto come bisogno di affermare un dominio, tipico di soggetti che temono di perdere il controllo sulla propria vita o sulle persone vicine. 5. Riflessione criminologica e investigativa: se Norvedo è stato realmente presente in più momenti nelle vicinanze di Liliana, e in modo non giustificato dalla casualità, questo elemento va esaminato con attenzione in chiave di stalking relazionale, anche senza minacce dirette, predisposizione a comportamenti di controllo e coercizione psicologica, possibile coinvolgimento diretto o indiretto nell'epilogo della vicenda, se collegato temporalmente alla scomparsa morte di Liliana. Il profilo ipotetico dello squatterista, per quanto ancora da verificare sul piano fattuale, non può essere escluso da un quadro investigativo più ampio, soprattutto se confermata una condotta di sorveglianza attiva verso la vittima.
Prima la chiamavano superperizia, poi è diventata una consulenza perché il lavoro della Cattaneo bisognava screditarlo, ma io nell'attimo stesso in cui fu pubblicato ho detto che sarebbe stato un gravissimo errore dire da parte di Penelope questa parte mi va bene, quell'altra parte, cioè quella della giacenza del corpo, non mi va bene, perché questo avrebbe dato modo e anche giustificato il fatto che Sebastiano e Co avrebbero poi fatto lo stesso lavoro, al contrario dicendo se la perizia non è giusta in parte, per noi non è giusta la parte in cui si parla di morte per mano di terzi e quindi per noi può ancora essere un suicidio. Gravissimo errore, ma altrettanto è sbagliato il fatto che adesso si sta dando credito alla teoria della sosia senza sapere nemmeno di cosa si parla. È inverosimile pensare che Liliana naturalmente non sia uscita di casa, ma soprattutto perché chi lo sta facendo non sa che in realtà l'unica ragione che può connettere Liliana a una sosia si lega alla nuova Dolina. Chi ha seguito i miei vecchi video lo sa, chi non li ha seguiti non lo sa. Avendo riportato poi tutte queste parti nella tesi, fino al 21 maggio non ne posso parlare. Quello che sto sentendo in questi ultimi tempi di sosia, di quello, veramente allucinante. Niente, gli inquirenti stanno indagando, stanno facendo, vedremo. Questo sono solo chiacchiere, quello che conta è avere delle verità, delle risposte esatte. Saranno gli inquirenti, i miei avvocati che comunque anche loro stanno vagliando le cose, insomma. Dai. Ognuno dice le sue, no? I parenti hanno delle idee e io ho delle altre, no? Nessuno sa cosa dire, è chiaro, è evidente che questa è una cosa premeditata, non è dimostrato ancora che quella sia Liliana. Per chi non l'avesse capito, qua bisogna ragionare al contrario, la normalità è che quella sia Liliana, nel caso bisogna dimostrare che quella non sia Liliana e non il contrario. C'è un'associazione a delinquere e nelle mie chiacchiere di anni fa, forse 2 o 3, io ho già nominato un'associazione a delinquere. Quello che è successo a Liliana non può essere stato coopera di un solo. Liliana è stata eliminata. Punto. È stata fatta ritrovare. Punto. Sì. Mi hanno accusato anche a me di averla uccisa perché lei non voleva più venire a casa mia, tutte quelle storie là, si era in qualche maniera pentita, così io, preso da chissà quale raptus, me la sono ammazzata. Io se facevo una cosa simile l'avrei rovesciata in una delle 7000 buche che pullulano nel Carso triestino, alcune più profonde, altre meno, ce n'è tantissime, e lei non sarebbe stata ritrovata mai più. Invece doveva essere ritrovata, bisogna trovare chi lo ha fatto, lo stanno cercando. Stanza a fianco e chiedergli se vuole venire in onda. Io penso, stato da Ilaria, penso che questo sia un momento anche dal punto di vista personale, individuale di un uomo che dopo anni in cui è sostenuto poi l'innocenza, ecco adesso io vuoi aggiungere te la so della senti del carità, mi ho preso io che se cosa si santi, non so come stai, come ti senti? Eccolo qua. Come ti senti? Stai meglio adesso? Tipo, vuoi un bicchiere d'acqua? Certo, Gianluigi la notizia insomma l'ha un po' scosso perché mi diceva insomma io mi ritrovo indagato per il delitto di mia moglie. Quando insomma io gli ho sempre voluto bene, mi dicevi così Sebastiano, no? Per te è un doppio dolore, non è questo il problema. Adesso la procura ha le sue teorie, le sue cose e come sta Sebastiano? Tu con lei è male, non mi l'ha detto. Io
contento e mai dell'est. Se ci pianto e il disinero, se ci c'hai poi smuissimo e zero. Non vado di qua, non resto di là. Se troppo freddo, c'è troppo calore. Non bevo vino, ma l'acqua mi fa. E dopo me ragno che comanda cor. E ne basti al contrario da se stesso. Se basti al contrario da se stesso. Non faccio così, non faccio questa. Se tutti matti, ma mi non son san. Se dico sì, sì e no in realtà. E invece di andare, mi torno nel piano. Adesso bisogna vedere come è morta, se è stata ammazzata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.